Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un aggiornamento urgente ed elettrizzante sul calciomercato, con le informazioni più scottanti e sorprendenti che stanno circolando in Europa. In particolare quelle che riguardano il Napoli e i club che stanno impazzendo sul mercato. Quindi lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino, perché la bomba che è arrivata oggi scuoterà non solo i tifosi del Napoli, ma tutti i fan della Serie A. E attenzione, il Galatasaray è completamente fuori controllo sul mercato e ora punta non solo Osimhen, ma anche un altro gigante del calcio italiano. Sì, oltre all'audace operazione per cercare di acquistare Victor Osimhen, nonostante i 75 milioni di euro richiesti dal Napoli, il club turco sta ora facendo di tutto per ingaggiare niente meno che Hakan Çalhanoğlu, centrocampista dell'Inter e titolare assoluto della nazionale turca. Secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatic, il Galatasaray ha messo sul tavolo un'offerta iniziale di 30 milioni di euro per l'acquisto del fuoriclasse turco, in un chiaro tentativo di riportarlo a casa. Ma come c'era da aspettarsi, l'Inter ha risposto immediatamente, rifiutando l'offerta e chiarendo che accetterà di vendere Çalhanoğlu solo per 40 milioni di euro, pagabili in 3 rate, il che ha generato una nuova impasse nelle trattative. Nonostante questo rifiuto, il Galatasaray non si è arreso e continua a fare pressione. Secondo il giornalista Pasquale Guarro, si prevede che l'agente di Çalhanoğlu, Gordon Stipic, si recherà a Istanbul nei prossimi giorni per capire se esiste davvero un margine di manovra per sbloccare questa trattativa che, se concretizzata, sarebbe una delle più grandi bombe di questo mercato estivo. Il fatto è che il Galatasaray è deciso a mettere insieme una rosa di altissimo livello per competere con forza nella prossima edizione della Champions League. E non sta lesinando né sforzi né denaro. Vuole mantenere Osimhen, vuole portare Çalhanoğlu e, dietro le quinte, sono già in corso altre trattative. Il club turco è disposto a rompere le barriere nel mercato europeo e, se necessario, ad aprire i cordoni della borsa come mai prima d'ora nella storia del calcio turco. Ora la grande domanda è, l'Inter accetterà davvero di perdere uno dei suoi pilastri a centrocampo? E il Napoli, sotto pressione, accetterà di vendere Osimhen ai turchi? I prossimi giorni saranno semplicemente elettrizzanti e qualsiasi decisione presa in queste trattative potrebbe cambiare completamente lo scenario della Serie A e della Champions League. E voglio davvero sapere la tua opinione, tifoso napoletano e anche appassionato di calcio italiano. Pensi che Çalhanoğlu dovrebbe accettare questa proposta e tornare in Turchia? E Osimhen, pensi che il Napoli dovrebbe venderlo al Galatasaray o tenerlo fino alla fine? Commenta qui sotto, dici da quale città ci stai guardando e, naturalmente, se ti è piaciuto questo contenuto esclusivo e vuoi continuare a ricevere queste informazioni scottanti, lascia un super grazie qui sul canale, perché questo rafforza molto il nostro lavoro e ci aiuta a continuare a portarti direttamente tutto ciò che accade dietro le quinte del calcio europeo. Alla prossima!